Siamo giunti alla fine e come tradizione vuole, tutti i concerti tenuti dalla Fanfara Alpina Giulia si concludono con i due inni d'ordinanza. L'inno delle truppe alpine, Valore Alpino, comunemente conosciuto come il 33, e poi l'inno degli italiani. L'inno degli alpini che verrà eseguito questa sera, trascritto dal graduato scelto A.Tomaipitinca, è la versione originale voluta dall'autore E.Palazzi, musicista e capitano di fanteria durante la Prima Guerra Mondiale. Palazzi compose l'inno a noi tutti noto, ricavandolo da una canzonetta francese ed in onore del battaglione alpino Susa. Considerata però l'enorme plauso riscontrato e la contestuale diffusione sul fronte, divenne ben presto, prima ufficiosamente e poi ufficialmente, l'inno di tutti gli alpini in armi e in congedo. Ovviamente la storia, gli anni, le esecuzioni di molteplici contesti hanno quasi fisiologicamente portato a modificare l'originalità della composizione, modulandone la tonalità, rendendola più agevole agli esecutori, a volte non sempre professionisti, dando un senso musicale diverso dall'originale. Questa sera, in ossequio al lodevole impegno nel custodire e tramandare principi e storie alpine, la fanfara eseguirà la versione originale in fa maggiore, con modulazione in re bemolle maggiore e ritorno sul trio alla tonalità iniziale. A voi il 33. Por eso. Ay, qué bueno. Otro. Mauricio.